Buonasera a tutte le persone che ci ascoltano e che si connetteranno per questo incontro di A Più Voci. A Più Voci è una rubrica che abbiamo aperto all'interno del sito Coro Online, è una rubrica in cui ogni mercoledì, per adesso è accaduto nel mese di aprile e probabilmente per tutto il mese anche di maggio continueremo questi incontri, affrontiamo tematiche inerenti alla coralità e affrontiamo con degli esperti temi importanti sia per i coristi che per i direttori, anche a volte per i compositori e soprattutto anche per gli appassionati di musica. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare di vocalità, di nuove tecnologie, di musica popolare, di cori giovanili, del repertorio del Venerdì Santo, perché questo progetto è nato proprio a Pasqua. Oggi invece, come molte persone che si stanno collegando sanno, parliamo di musica liturgica, un tema per il quale chiaramente non potrà essere esaustiva la nostra chiacchierata, ma che vuole essere in qualche modo un modo per tenerci vicini, aggiornati tra noi, tra i musicisti che a più titolo e con differenti tipi di lavori, di attività, svolgono un'azione legata al mondo della musica liturgica. Quindi, come è accaduto anche in altre situazioni, ho avuto il piacere di chiedere la disponibilità a dei musicisti o degli esperti molto importanti che rappresentano varie sfaccettature di questo mondo in Italia. Hanno risposto, li ringrazio per la loro risposta e ve li vado a presentare in ordine alfabetico. Gianfranco Cambareri, che è già stato con noi quando abbiamo parlato di vocalità, presidente dei cori dell'Associazione Cori Calabresi, OCC, Organizzazione Cori Calabria, direttore di coro, persona appassionata da sempre, da quando lo conosco, di musica liturgica, di liturgia, diciamo, sta continuando proprio per questa sua passione anche gli studi e gli approfondimenti in ambito filosofico e teologico a Roma, dopo ce ne potrà parlare, e rappresenta anche un po' un mondo che non è soltanto quello calabrese, ma tutto il mondo del centro-sud Italia, in cui i cori liturgici hanno una caratteristiche molto forti, hanno una presenza molto ramificata, come accade anche nel nord, ma a volte sono vere e proprie isole in cui si riesce a fare coro, perché l'attività corale invece è un po' meno ramificata per quello che riguarda, diciamo, i cori polifonici tradizionali. Quindi ciao Gianfranco e buonasera, grazie di essere qua. Buonasera a tutti. Gianmartino Durighello invece, per chi conosce la musica sacra, la musica liturgica, la musica corale, conosce Gianmartino come compositore, come esperto di musica corale, e chi ha nell'ambito della musica liturgica lo conosce anche come compositore proprio di vari brani e in particolare, magari ce lo racconterà lui ancora di più e ancora meglio, segue alcune diocesi per lo sviluppo di progetti di musica liturgica e quindi aiuta alcune diocesi nell'indirizzo della musica liturgica, e poi segue alcune comunità monastiche, ma non soltanto, per le quali ha scritto, per le quali ha lavorato come consulente. Quindi grazie Gianmartino di essere qua, docente di conservatorio a Castelfranco, e come invece Gianfranco Cambarelli è docente di conservatorio a Vibo Valentia. Ciao Gianmartino. Abbiamo poi invece Walter Marzilli. Walter Marzilli è un docente molto conosciuto perché tiene corsi sia in Italia che all'estero da molti anni, ma in particolare è docente del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, è direttore di coro, esperto di musica antica, esperto di canto gregoriano, e diciamo lavorando nel luogo che almeno idealmente è considerato il fulcro della musica sacra e la musica sacra liturgica italiana e mondiale per il cattolicesimo, cioè Roma, è
un punto di riferimento per la didattica e per il tipo di approfondimento di cui vogliamo parlare poi anche questa sera, cioè repertorio, ma anche come si può migliorare, quali sono le esigenze che ha un direttore e cosa deve preparare un direttore per poter essere un buon direttore di coro liturgico. Quindi grazie a Walter che ho messo Toscana perché abita in Toscana e dirige cori anche nella mia regione. Buonasera a tutti. Ciao Walter. Don Riccardo Miolo invece lo conosco bene perché si è laureato qualche mese fa con me a Trento, ma ha un percorso formativo molto strutturato, perché ha chiaramente fatto il percorso per diciamo affrontare temi teologici, temi inerenti alla spiritualità, alla fede, ma è sempre stato interessato anche alla direzione di coro, alla musica liturgica, e prima ha studiato ad Alessandria in conservatorio, diplomandosi al triennio, poi ha terminato questi studi al biennio con me a Trento, ma la cosa più importante è che tutto questo l'ha fatto rimanendo fortemente legato alla sua diocesi di Milano, di cui da qualche mese svolge un ruolo importante, che è un ruolo di responsabilità legato alla musica sacra. Quindi è una delle diocesi più importanti d'Italia per tanti aspetti storici e anche di numero, e siamo contenti che la Chiesa di Milano, che il Vescovo di Milano l'abbia posto in questo ruolo così importante, perché è un ruolo anche complesso, perché si tratta di affrontare in modo moderno, attento, accurato anche delle questioni legate proprio alle tradizioni, alle riforme, alle problematiche che la musica sacra, la musica liturgica ha in diocesi come quella di Milano, che sono diocesi enormi. Ciao Riccardo, Don Riccardo. Ciao Lorenzo. Benvenuto. Buonasera a tutti. Alessandro Ruorui, invece, che ci parla da Piemonte, da Torino, è compositore, docente di conservatorio, e docente in vari corsi, come docente di analisi o di composizione o di arrangiamento. È qui per la sua attività come compositore in questo ambito, ma anche perché ha seguito per tanti anni e tutt'oggi è un punto di riferimento per alcuni editori, per alcune riviste, per alcuni progetti di ricerca sul repertorio della musica liturgica, e quindi ha avuto per anni contatti con molti compositori, con molte delle problematiche legate al canto corale dentro la liturgia, non soltanto quello corale ma anche quello organista, ma anche la musica organistica, e ha dovuto affrontare praticamente, perché le ha dovute poi pubblicare, molte opere, quindi si è posto il problema dei testi, si è posto il problema della difficoltà dei pezzi, della divulgazione di questa musica. Quindi grazie anche ad Alessandro Ruorui. Grazie a voi. Siamo felici che ci sono circa per il momento 100 persone che stanno ascoltando la nostra chiacchierata. Iniziamo con una domanda. In genere faccio parlare tutti, però questa volta faccio una domanda più libera, in cui vi chiedo chi vuole che ci risponda. Noi ci siamo detti che avremmo voluto parlare del tema del repertorio e del tema, cioè tra le altre cose il tema del repertorio. Ecco, la prima domanda che vi faccio è: esiste oggi un repertorio privilegiato per la musica liturgica? Esiste un repertorio che potremmo dire quello è il repertorio, oppure ormai possiamo e dobbiamo parlare di repertori, cioè di stili differenti a seconda del tipo non di festa liturgica o di momento liturgico, ma proprio di luogo, di cultura, diciamo, della parrocchia o della cattedrale in cui si canta? Quindi esiste un repertorio o sono ormai tanti repertori e dobbiamo confrontarci con una pluralità di repertorio? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa di questo? No, io credo che... Vai, Walter. Posso? Certo. Il sogno è quello di avere un repertorio unico nazionale. La CEI ha lavorato per questo con il libro dei canti, che però non sembra aver attecchito così più di tanto. Tanto è vero che
basta girare delle diocesi e per vedere che ogni diocesi ha fatto il suo libro dei canti. Possiamo anche dire che ogni parrocchia abbia fatto il libro dei canti, però insomma la diocesi, diciamo così, con la fantomatica Commissione per la musica sacra si sforza di dare un'unitarietà a tutte le parrocchie della propria diocesi, però rimane una cosa molto frammentata. Se dovessimo scrivere proprio, mettere su carta un repertorio comune nazionale, io credo che avremmo molte difficoltà. E questo repertorio di cui parli, che è quello della CEI, che è uscito, il nuovo repertorio è uscito mi sembra 5-6 anni fa, quel grande volume blu, ha tentato di dare una organizzazione, però cosa potrebbe servire in più? Non diciamo cosa può mancare a quello, ma cosa può servire in più? Perché non attecchisce o cos'è che serve ancora? Perché basta soltanto il tempo o deve cambiare qualcosa? Questo non lo so, Lorenzo. Se avessi la risposta avrei scritto il libro dei canti io. Purtroppo non c'è una risposta, altrimenti anche la CEI avrebbe percorso questa linea unitaria. Noi siamo un popolo di cantanti, non di cantori. Quando Annibale Bugnini, che è stato il Deus ex machina della parte musicale liturgica del Concilio Vaticano II, studiò in Germania, che era una tappa naturalmente obbligatoria per tutti quelli che si occupavano di musica, ebbe il sogno di portare in Italia quel tipo di assemblea. Però in Germania io ho assistito a centinaia di messe dai paesini più piccoli al Duomo di Colonia, certo. E lì l'assemblea canta a quattro voci. Loro hanno un libro con la melodia e cantano a quattro voci perché l'hanno imparata a scuola, perché sanno, non voglio dire che sono contrappuntisti bestiali alla mente, no, questo lo escluderei, però le hanno imparate a scuola, in parrocchia, le varie voci dei brani. Quindi Bugnini voleva portare in Italia questa situazione tedesca. Naturalmente è stato un fallimento perché, come dicevo prima, noi non siamo un popolo di cantori uniformati e uniformanti, siamo un popolo di cantanti solistici, è sempre stato così. Tant'è vero che poi Bugnini nel 1975 fu mandato nunzio apostolico in Iran. Tanto fu il suo successo, il successo della sua idea, che fu promoveatur, amoveatur ut promoveatur, o cioè meglio dire promoveatur ut amoveatur. E quindi questa formula, Lorenzo, purtroppo non c'è. E parlando proprio di repertorio e di edizioni, ora chiedo invece una cosa più specifica ad Alessandro. Quando hai dovuto e hai voluto portare avanti un progetto editoriale, o sei stato chiamato comunque a portarlo avanti, c'è la velleità o il desiderio da parte di chi propone un'edizione di far diventare il proprio repertorio, non il proprio, la propria proposta unitaria? Esiste in qualche maniera un ideale unitario di repertorio? Assolutamente no, direi, nel senso che sottolineo quello che ha detto Walter, noi siamo un popolo di individualisti, tutti molto creativi. Tutte le proposte editoriali hanno sempre già puntato alla differenziazione del target, cioè ogni pubblicazione, ogni rivista ha tentato di cogliere la massima ampiezza di uditorio, di attenzione, pubblicando il canto monodico, il canto polifonico, il canto in latino, il canto ritmato, oppure dello stesso canto arrangiamenti ed elaborazioni differenti, anche per venire incontro eventualmente a situazioni di diversa potenzialità, con strumenti, senza strumenti, con l'organista bravissimo, con l'organista medio e così via. Vorrei dare un dato su alcune ricerche che mi sono fatto per conto mio già negli anni passati. Credo che solo dal Concilio in avanti, solo in Italia, siano state almeno
almeno 120.000 le pubblicazioni, cioè i canti pubblicati, non parliamo quindi di quelli autoprodotti che hanno avuto anche una certa diffusione. Io credo che questo dato sia molto inferiore ancora alla realtà, però potrei dire che siamo sui 120.000 titoli. Quindi questo ci dice che, per esempio, da noi la pubblicazione di alcuni repertori diocesani non è stata come io ho capito che Walter citava il Gotteslob in Austria e in Germania. E con il Gotteslob diciamo che questi popoli hanno detto ok, questo è il repertorio, e in un certo senso hanno indirizzato una creatività ad un contorno, cioè ciò che può distinguere il coro, ma i brani sono quelli e sono quelli da decenni. Invece da noi direi che semmai i repertori diocesani, se hanno svolto una funzione, l'hanno svolta in senso orientativo, come dire, almeno tentiamo di distinguere i tempi liturgici, di avere dei testi buoni e così via, però la produzione è uno tsunami che in qualche modo continua ancora. Ho capito. Sai, Quindi, scusa, ma proprio finisco questa cosa. Vai. Stavamo parlando di uniformità, di unitarietà. Non è facile dare unitarietà a un repertorio quando pensi che le nostre assemblee sono formate da 4 strati sociali e da altrettante 4 generazioni diverse. Non c'è un repertorio che può andare bene per tutti. Prima c'era una musica sacra, c'era quella, c'era Mozart e basta, chiusa lì. Ma adesso con la pluralità, per fortuna, con questa apertura post-conciliare, 120.000 titoli, come fai devi per forza seguire una moda, e questo è sbagliatissimo. Se segui una moda perché vai dietro alla sezione dei bambini, dei giovani, scontenti quelli grandi, sono 4 strati sociali e 4 generazioni. Unitarietà adesso secondo me è difficile da ottenere. Se posso inserirmi, Lorenzo, certo. Io aggiungerei questo dal mio punto di vista. Ci sono 2 valori complementari che sono entrambi, a mio avviso, irriducibili. Possono essere sintetizzati nella frase unità nella varietà. Cioè un valore è il cercare di avere elementi di unione, di comunione, di unità. Un altro altrettanto grande valore è quello della varietà, alla quale è stata citata. Nessuno dei 2 aspetti è un difetto in sé, sono complementari. Io penso che l'unità vada perseguita a valori minimi, cioè possiamo raggiungere un repertorio unitario laddove andiamo sul minimo, su poche cose che tutti possano condividere. Se c'è stato un errore è stato forse quello di pensare a un repertorio unitario troppo grande. Invece io sarei per una grande differenziazione, come diceva Walter, già esiste per l'età, per le fasce varie, anche per fasce geografiche, per fasce di realtà sociale, tra ambienti religiosi, monasteri, parrocchie, città. Quindi l'unità nella varietà. Un altro aspetto, oltre a questo, la sedimentazione che richiede un repertorio in base ai testi, a cui ha fatto accenno anche Alessandro prima. Noi sappiamo che rispetto alla grande tradizione gregoriana non abbiamo avuto secoli per ruminare il testo che abbiamo sotto mano. Prima che di poter sedimentare un repertorio occorre che il testo sia ruminato, sperimentato, celebrato, memorizzato. In più siamo in fase continua di cambiamento anche dei testi, quindi non è facile. Sì, questo è vero. Assolutamente. È bellissimo questo approfondimento che avete fatto legato alla grande produzione, alla varietà, agli stili diversi, ma anche mi sembra giustissimo, molto interessante questo nuovo argomento che pone Gianmartino sul tema che chiaramente noi abbiamo fretta di tornare a quella grande tradizione,
ma questo cambiamento che ha citato Walter, che è stato sicuramente un cambiamento epocale che non riguarda solo il concilio, ma riguarda proprio la società, che è cambiata totalmente, comporta che probabilmente ci dovremo mettere un po' di tempo per assimilare il tutto. Ma continuo un attimo con Gianmartino chiedendo: tu lo vorresti comporre un repertorio unico, oppure proprio per questa idea di varietà vorresti essere un pezzetto di questa varietà, oppure pensi che possa esistere una composizione che riesca, uno stile compositivo che riesca a essere pluridisciplinare, plurigenerazionale, come diceva prima Walter? Esiste questa possibilità? Ma secondo me no, per un motivo molto semplice, perché la nostra religione ha un mistero fondamentale che è quello dell'incarnazione. E l'incarnazione non è solo un fatto teologico, è un fatto reale che continua. Incarnazione significa che Cristo si incarna in un determinato tempo, in un determinato luogo, per determinate persone. Io penso che in assoluto non possa esistere un canto che sia in sé l'emblema del miglior canto liturgico possibile, ma che esista volta per volta il miglior canto adatto per quella particolare persona, per quella particolare comunità, per quel particolare zona. Quindi un canto che volta per volta si possa incarnare. La parola che si usa di più in termini liturgici è l'inculturazione. A me piace di più la parola incarnazione, sinceramente. Ma quindi un canto che deve volta per volta portare l'uomo a Dio e Dio all'uomo nel contesto vivo in cui l'uomo si trova. Grazie. Posso, Lorenzo? Bella questa cosa. Sì. Mi aggancio anch'io a quanto diceva Gianmartino, che condivido appieno. In più direi quest'altra cosa, che questa diversità nell'unità sta anche in un canto che qualche volta raggiunge generazioni diverse. Cioè è vero che l'inculturazione può farci avere attenzione alla singola assemblea, mi viene da pensare anche alla singola chiesa in cui c'è una celebrazione. Un conto è celebrare in un'abbazia, un conto in una chiesa costruita negli anni 70, insomma anche lì il sound predispone a un repertorio diverso. Ecco, però credo che anche il cercare di far apprezzare magari un canto che noi, o un repertorio, ecco, che forse noi identifichiamo più per gli anziani o per una generazione di adulti ai più piccoli e viceversa, questo è un compito della Chiesa, questo è il compito anche della liturgia. Quindi io metterei ancora un gradino in più in questa unità nella diversità. È interessante anche questo, e prima di passare a una domanda che faccio a Gianfranco, volevo chiedere un'altra cosa riguardo a questo tema. Gianmartino ha parlato anche dei testi, perché non esiste musica liturgica senza testo, o comunque può esistere ma in piccola parte, la gran parte deve cantare il testo liturgico o il testo che è funzionale alla liturgia. A questo punto la domanda è: ma ci sono anche testi di livelli differenti per musiche che propongono stili differenti? Perché probabilmente anche il testo, diciamo, è stata un'apertura enorme quella dei testi da poter cantare durante la liturgia. Non si può cantare, non si poteva cantare tutto e di più prima, non si poteva cantare una canzone di Baglioni al matrimonio, oppure una canzone qualcosa di operistico c'era nell'aria nell'Ottocento, però il testo era comunque un testo che era devozionale, quindi mi chiedo, anche i testi hanno subito un forte cambiamento, perché il musicista poi riflette anche di un rapporto con un testo che è importante. Ma io vi vorrei leggere, siccome ho visto nei commenti, mi pare Luigi Ferrante, non mi ricordo chi, ha citato i Gen Rosso, vorrei leggervi quello che dicono i Gen Rosso riguardo le loro musiche. Ci metto un secondo. I Gen Rosso dicono, a proposito delle loro musiche stesse, sai, i Focolarini di Chiara Lubich, no? In una rivista che si chiamava La vita in Cristo e nella Chiesa, quindi
molto ecclesiale, nel numero 3 del 2004, scrivevano letteralmente: la canzone Resta qui con noi è nata come canzone per uno spettacolo e lì quindi è la sua più giusta collocazione, perché il testo naturalmente non è liturgico. Questo è un'aggiunta mia. Non è giusto cantarla durante la messa, è una canzone da concerto ed è stata scelta come inno della prima giornata mondiale della gioventù. Stessa sorte è toccata a Servo per amore, composta come inno per un convegno, e non è nata per la messa. Purtroppo, aggiungono loro stessi, Gen Rosso, le nostre canzoni vengono utilizzate nelle messe parrocchiali. Noi abbiamo distinto molto nettamente. Questa distinzione noi non l'abbiamo fatta, abbiamo bevuto un sacco di cose. Se è insomma vero che esistono alcuni gradi nella musica per la Chiesa, e si comincia dalla musica religiosa, poi si va alla musica sacra e poi si va alla musica liturgica o per la liturgia. La musica religiosa, almeno come si legge nei documenti della Chiesa, 1987, i concerti nelle chiese, una lettera della congregazione, in cui si dice: la musica religiosa non è adatta al culto divino e va tenuta fuori. Ora, il problema qual è? Che tutti noi pensiamo che le nostre musiche non facciano parte di questa musica religiosa, facciano parte della musica sacra e anzi per la musica per la liturgia. Però cerchiamo di fare un esame di coscienza. Forse quella canzone, definiamola così, no? Quella canzone che ha 2 strofe, un ritornello, comincia bassa, poi si alza di un tono e la metto in chiesa, probabilmente rientra proprio dentro la musica religiosa che non ha accesso in chiesa. Va bene per tanti altri momenti di agglomeramento, adesso questa parola non si può dire, di aggregamento, i Boy Scout, l'azione cattolica, qualunque cosa, ma nella liturgia la musica religiosa, cioè quella libera, sul testo libero, non dovrebbe entrare. E sai, Alessandro, su questi 120.000 titoli, sai quanti ne dovresti buttare? Ne dovremmo buttare. Sì, non buttare. Diciamo che l'idea è quella che se parliamo di più repertori, più generazioni, forse dobbiamo pensare anche che in alcuni contesti a volte può essere anche questo tipo di repertorio forse è stato inserito per riuscire ad avvicinare le situazioni un po' complesse anche a livello sociale. Non è semplice riuscire a dire chi sta dentro, chi sta fuori, però comprendo quello che dici quando parli del fatto che esiste una musica che nasce con una funzionalità diversa da quella liturgica, in più c'è un testo che non ha connessioni con nessun momento liturgico, magari anche delle parole che sono discordanti con la liturgia o con quel momento liturgico, è chiaro che anche se è orecchiabile sarebbe bene che stesse fuori. Almeno... È chiaro che molto repertorio... vai. Posso? Almeno i canti dell'ordinario, cioè il Kyrie, il Signore pietà, il Gloria, il Santo, eccetera, e lasciamogli il testo, quello della liturgia. Non cambiamo anche quello, perché sennò altrimenti è finita. Si può anche capire che un mottetto abbia un testo paraliturgico che parla di amore, parla di Dio anche da un altro punto di vista, perché no? Un mottettino ce lo puoi anche mettere, ma sostituire le parole del Sanctus con quella gravità. Io vi ricordo, ragazzi, perché tanto lo sapete tutti, voi 6 almeno, ma tanti anche che ci ascoltano, che quella piccola parola dentro il Sanctus, che è in Excelsis, non è già tradotta leggera, perché non è nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. In Excelsis vuol dire Osanna proprio nel più alto che nemmeno te lo immagini se ti sforzi 1000 anni. È così alto quell'Excelsis. Ecco, già è tradotto leggero. Poi se lo togliamo pure, allora è finita. Certo. Passo a Gianfranco per chiedere questo. Tu rappresenti un mondo corale che è quello calabrese, dove ci sono tanti cori liturgici. Ti faccio una domanda e poi dopo puoi liberamente anche aprire su altri argomenti, ma se tu dovessi fare un hit parade a questo punto di quello che accade nei cori che tu conosci, quali sono i repertori che vengono eseguiti? Cos'è che viene eseguito nei cori liturgici di Calabrese, ad esempio?
Prima di rispondere a questa domanda, se mi permetti, vorrei un attimo riprendere il discorso di prima riguardo al repertorio. Premesso che penso che ci debba essere un repertorio comune, valido per tutta la Chiesa, basti pensare che all'epoca, subito dopo il Concilio, anche Paolo VI pensò ad un repertorio minimo di gregoriano. Ecco, la CEI, io penso, credo abbia pensato, ecco, appunto, di creare un repertorio che possa essere una sorta di guida riguardo allo stile, in un certo qual modo, per poter unire le varie realtà ecclesiali. Tuttavia, io credo che l'uniformità non è nello stile della Chiesa. Pensare di dover utilizzare solo quel repertorio significherebbe anche bloccare cioè, il Concilio ci dice di incrementare il repertorio, quindi i compositori sono chiamati continuamente a scrivere per la liturgia. Quindi se noi pensiamo che la Chiesa è nata a Pentecoste, l'uniformità non è nella sua natura. Io penso che bisognerebbe pensare ad alcune varianti e ad alcune costanti che comunque rimangono sempre nel discorso di quella che è la musica liturgica, ma anche dell'estetica. Però è fondamentale partire dal fondamento, anche il canto stesso come segno. Per ritornare a quanto diceva Walter riguardo a Bugnini, io penso che credo nelle sue buone intenzioni. D'altronde sarebbe bello sentire un'intera assemblea cantare e accade, anche in Italia accadono esperienze del genere, ed è l'obiettivo nostro anche come realtà, come organizzazioni regionali dei cori calabresi. Noi siamo chiamati a divulgare il canto corale, questa pratica, quanto più riusciamo, ecco, a condividere, invitare a condividere. Il problema, io penso, sia un altro, e in questo senso noi stiamo cercando di lavorare. Il problema forse più che altre realtà corali, i cori liturgici sono, per varie ragioni, sono coloro che in un certo qual modo danno un'immagine di quella che è la pratica corale, nel bene e nel male. Per questo noi come Organizzazione Cori Calabria stiamo cercando di portare avanti un lavoro di formazione specifico, perché ne va di tutta la coralità stessa. Ecco, a me è capitato tante volte di parlare con qualcuno completamente estraneo ai nostri ambienti. Nel momento in cui si sente parlare di coro si fa subito riferimento al coro della Chiesa, con un fare quasi dispregiativo, quasi una sorta, c'è un po' di pregiudizio rispetto alle attività corali. Quando poi entrano, ecco, nell'ambiente, fanno esperienza di quella che è la varietà della coralità, ecco, poi gli si apre un mondo. Ecco, e quindi penso sia fondamentale, anche strategico, credo, a livello nazionale, puntare proprio sulla formazione, ma formazione non solo tecnica, cioè musica liturgica, e il fondamento di questa musica lo troviamo nell'aggettivo che la qualifica, la liturgia, che non deve essere intesa come un regolamento delle rubriche da seguire. No, bisogna andare alla radice. Che cos'è questa liturgia? Ci sono delle azioni, ci sono dei riti, ma che cosa accade? Accade un incontro, si instaura un dialogo tra Dio e l'uomo, il divino che diventa umano e l'umano che si divinizza. È un incontro d'amore che esige verità di gesto, non esige esibizionismi, non esige teatralità, ma esige verità di espressione e di gesto. E il cantare diventa così un'eccedenza del parlare, non è un cantare così per fare lo stacchetto musicale o riempire o abbellire la celebrazione. Tutto questo non c'entra niente. Il cantare è un gesto di amore, quindi questo dialogo. Non ricordo, scusa, forse mi sono un po' dilungato. No, hai detto delle cose molto molto belle che sono andate ancora più dentro al tema e che ci aprono un ulteriore argomento, che è quello del dove si può formare il musicista che vuole comporre o che vuole condurre un coro liturgico. Chiudiamo però un attimo il discorso sul repertorio e poi apriamo questa cosa qua, che è molto importante, perché qualcuno parla di
della problematica dei sacerdoti che non sono in grado più di comprendere se un pezzo va bene o no, però credo anche che dipenda da noi, come hai detto tu giustamente, di riuscire a comprendere qual è il momento giusto per un brano e se quel brano può essere o no inserito in un momento o in una specifica liturgia, perché a volte anche noi musicisti, io per primo mi ricordo i primi anni che cantavo in chiesa, ero contento se avevo preparato quel bel mottetto, se potevo poi eseguirlo. Non è che mi ponevo molto il problema se quel mottetto in quel punto della messa prendeva troppo spazio oppure se non era del tutto adeguato. Poi è chiaro che negli anni uno comprende meglio la situazione e trova, anche avendo fatto un percorso di ricerca su quali sono i repertori, vai alla ricerca delle cose più adeguate, ma è nostra responsabilità farlo. Non soltanto dobbiamo pensare che il parroco con cui ci confrontiamo o l'ufficio della musica liturgica con cui ci confrontiamo ci dica tutto. Certo, l'ufficio musica liturgica della diocesi si spera che ci dica un po' di cose. Quindi per terminare il discorso sui repertori, volevo chiedere una cosa a Don Riccardo: ma voi ambrosiani in tutto questo fate quello che volete oppure siete in grado di gestire all'interno della vostra diocesi un canto comunitario, qualcosa che riunisce la diocesi, che ha anche una liturgia tutta sua? Sì, purtroppo c'è un rumore forte di fogli. Oh, vai. Devo dire che il marasma è entrato anche a Milano come per il Covid e quindi anche noi abbiamo le stesse questioni di tutte le altre diocesi. Devo dire che c'è un momento speciale dell'anno liturgico del rito ambrosiano che è il Triduo Pasquale, che è davvero un'esperienza meravigliosa da compiere, che ha un repertorio tutto suo e devo dire che in questi anni del post-concilio si è pian piano sedimentato nelle parrocchie, soprattutto per un maestro di cappella storico, insomma, morto da pochi anni, che è Don Luciano Migliavacca, insieme ad altri grandi compositori come Zardini, come Rusconi, e per cui questo è diventato proprio patrimonio della gente. Cioè, sarà che quel brano, cioè quel responsorial al Giovedì Santo, siete venuti a prendermi armati di spade come fossi un ladro, si fa una volta all'anno, e allora assume tutto un colore, un tono particolare. Sarà perché il Cene Tue, questo brano ambrosiano che mette in contrapposizione Giuda, traditore, col buon ladrone, che dice Signore accoglimi nel tuo regno, è unico in quella liturgia. Addirittura in Duomo si canta ancora intorno all'altare con i bimbi che quasi danzano intorno all'altare. Ecco, devo dire, questo per noi milanesi, per noi ambrosiani, è qualcosa che sta diventando proprio un patrimonio comune. Io penso che sia lì da ripartire. Dobbiamo ripartire da qualcosa che non è troppo abitudinario, che non è il canto di tutte le stagioni che l'animatore musicale mette quando può, ma che col tempo si sedimenta ed è per quell'azione liturgica, per quel momento. Io da bambino me lo ricordo questa cosa, mi ricordo quel canto che veniva fatto quel giorno e ha formato la mia fede. E per cui quando Sacrosanctum Concilium, no? Citata da tutti, però dice che la liturgia non è solo il culmine della vita della Chiesa, ma è la fonte. Allora sta cosa, noi ci possiamo anche riempire parole dicendola che ci aiuta, che il canto è bello, ma finché non la sperimentiamo e finché noi non abbiamo, come dire, l'umiltà di provare a farla sperimentare agli altri, diventano documenti, diventano cose scritte. No, io penso che il ricercare, ecco, qualcosa che scandisca l'anno, scandisca la settimana, scandisca il tempo liturgico, dia anche una scansione della fede e quindi aiuti a sentire l'Eucaristia come la fonte. Bello, molto interessante e si connette a molti temi che abbiamo detto che sono stati trattati, come quello dell'idea di avere almeno un qualcosa in comune nella possibilità della varietà, come ha detto anche Gianmartino, ma è un tema che ha trattato anche Gianfranco. Credo sia non possiamo essere esaustivi qui questa sera
sulle domande che tante persone fanno sul repertorio, dove si trova, poi magari parleremo di come potersi aggiornare con il repertorio, ma era interessante, era indispensabile poter parlare di repertorio. Riguardo invece alla formazione, allora chiedo ad Alessandro e poi dopo ci apriamo anche in questo caso un dibattito sul come si formano i musicisti, come si forma oggi, come si può formare un compositore e poi magari Walter ci parlerà di come si può formare quello che ci aspettiamo da un direttore di un coro, oppure potremmo aprire anche il tema degli organisti, ma diciamo questa sera parliamo di coro e quindi di compositori e di direttori. Dato che sia Gianmartino che Alessandro sono persone che scrivono, Alessandro ha curato per anni, diciamo, la pubblicazione di repertori, hai avuto modo di parlare con tanti compositori. Tutti quelli con cui hai parlato avevano avuto una formazione di conservatorio, compositiva o anche teologica, oppure magari erano autodidatti che però avevano una grande esperienza in questo ambito? No, tutti quelli con cui ho collaborato dal punto di vista editoriale erano persone formate molto solidamente, anche perché diciamo un investimento editoriale si fa in quel senso. Quindi anche se poi venivano proposte delle cose che avevano anche un carattere di semplicità, insomma sappiamo tutti che tante volte scrivere qualcosa di semplice ma che sia sappido chiede una mano esperta, persino più esperta. In generale però riconoscevo che oltre alla formazione musicale c'era una formazione liturgica e una vita, e poi per essere convincenti, una vita ecclesiale vissuta in prima persona, dove si sente che la persona sa quel che propone, cosa gli viene chiesto dal punto di vista celebrativo, dal punto di vista delle fonti, dei testi. E questo dovrebbe essere già un buon punto di partenza. Poi è vero che ci troviamo spesso, ma questo accade in tanti ambiti, a gestire, elaborare, correggere, rettificare una produzione fatta anche da persone di buona volontà che magari hanno così iniziato. Certo, io adesso non voglio fermarmi sulle cose negative che ho visto in giro, perché ho visto dei casi in cui il soggettivismo aveva monopolizzato una parrocchia. Infatti, apro una parentesi brevissima, sono perfettamente d'accordo con Gianmartino quando dice la varietà che non è il soggettivismo. Il soggettivismo al ribasso può essere la persona chiamata per disperazione dal parroco o che si propone da sola per riempire un vuoto, ma può essere anche il protagonismo di un parroco o di un organista che vedono soltanto una certa direzione, e in un certo senso quindi il discorso sulla differenziazione delle assemblee, sulla possibilità di inculturare e di dare qualcosa di adeguato va un po' in fumo. Allora, l'esperienza che io personalmente ho visto anche a livello formativo è che magari ci si approccia un po' casualmente, come tante vocazioni, no? Ci si approccia un po' per caso ad un servizio e così via. Poi però qualcuno ti dice formati, leggi, hai capito questa cosa, cercane un'altra, che ne pensi di questa, prova a fare anche quell'altro, e allora nelle persone di un minimo di intelligenza sbocciano delle belle idee. E qui secondo me si va poi nel discorso della formazione. Anche un compositore esperto si deve formare a scrivere, un direttore di coro o un organista si devono formare per la liturgia. E io ho visto anche dei bellissimi miracoli, delle persone che erano arrivate conoscendo 4 canti sulla chitarra e che poi si sono formate, sono state stimolate a seguire dei corsi diocesani e sono diventati dei bravi direttori di coro polifonico, quindi con intelligenza svolgono un servizio liturgico importante. Quindi credo che il nodo sia la formazione, che non va data per scontata e non è solo quella del conservatorio.
Grazie. Posso rimanendo sui compositori, volevo proprio passare la parola a Gianmartino per capire se hai qualcosa da dire, e poi ti volevo chiedere se tu, da compositore, dato che scrivi molto per la liturgia e per le liturgie, perché ne scrivi per tanti tipi di comunità differenti, hai dei modelli da proporre, hai dei modelli che sono tuoi o che sono antichi o che sono di altri compositori, oppure se prima vorresti vedere qual è la produzione del singolo compositore e poi cercare di dare un consiglio. Però tu stavi intervenendo, poi dopo puoi continuare, chiaramente. Sì, no, mi aggancerei a quello che diceva Alessandro e un po' anche a quello che diceva Don Riccardo prima. Anch'io sottoscrivo appieno il bisogno di formazione a due livelli, no? La formazione che è indubbiamente teoretica, quindi conoscenza di liturgia, di cos'è la liturgia, ma anche formazione celebrativa, cioè esperienziale di celebrazione. Se ho interpretato bene gli ultimi due interventi. E sto pensando che in questi anni, e questa è una grazia, pur se perfettibile, stiamo vivendo in Italia una crescita di occasioni belle di formazione, che proprio uniscono questi due aspetti, cioè il crescere nel senso di entrare, occasione per entrare sempre di più in cos'è liturgia e di sperimentarlo nella celebrazione vissuta. Dal livello nazionale, a parte il PIMS e le attività della CEI, quindi il Copperlim, e poi tutte le varie diocesi che ormai si stanno quasi tutte armando di scuole diocesane di musica per liturgia. Ne approfitto per dire, sembra una pubblicità perché quest'anno l'hanno chiesto a me, ma è doveroso dirlo, che una novità di quest'anno del Copperlim della CEI è che è stato inserito anche l'insegnamento di composizione per la liturgia. Quindi certo. segno questo, che queste domande ci sono e arrivano anche a toccare la mente e il cuore di chi ha il compito di rispondere con proposte fattive di formazione. No, riguardo al modello, io avevo una modella una volta, Claudia Schiffer, ma è un altro discorso. No, come modello non so se ho capito bene cosa intendevi, Lorenzo. No, io non credo di avere un modello in assoluto, se non, devo dire la verità, se non il canto gregoriano, ma non tanto sul piano tecnico quanto sul piano dello spirito del canto gregoriano, ossia un canto che nasce da una familiarità con la parola e con il momento rituale, e siamo ancora lì. Lo stesso nel mio piccolo cerco di farlo anche con l'italiano. Quindi partire dalla parola, ospitarla fraternamente nel mio cuore, più che si può, e non solo, ma calata anche in quello che è il momento dell'azione liturgica con la sua funzione. Quindi testo e momento rituale. Questo è un po' il mio modello, quello che cerco di proporre anche ai miei allievi e agli altri ragazzi. Non tanto dei modelli tecnico-stilistici, ma spirituali, legati appunto allo spirito del gregoriano. Da che mi sembra di vedere è che poi ognuno davvero trova il suo modo insieme proprio e originale e anche comunitario di dar suono alla parola, e questa è un po' la sfida, sulla quale sottolineo una preoccupazione che già era emersa dall'intervento di Alessandro. Scopro che non è per niente facile scrivere facile. Nel senso di scrivere facile ma bello e che funziona, questo è, ma in tutti i campi, non solo nella musica. Anche dirigere facile penso sia complicato, e infatti passo la parola a Walter che deve riuscire a raccontarci in breve cosa invece il compositore. Mi sembra bellissima i due interventi di Alessandro e di Gianmartino sul tema del rapporto gregoriano, che unifica a livello non soltanto storico ma proprio ideale diciamo il nostro obiettivo, quello di poter continuare a scrivere musica come per molti secoli ha rappresentato questa unione tra liturgia, rito e parola e musica, il gregoriano, ma anche la bellissima sottolineatura di Alessandro legata al tema dei personalismi, del soggettivismo, del fatto che a volte
come in tutte le parrocchie sa Don Riccardo, ci sono dei volontari che si dedicano così tanto all'essere volontario che diventa unico motivo di vita essere quello volontario, portandoli a diventare rappresentanti di se stessi, a volte molto utili per le parrocchie, ma anche forse pericolosi. Questo accade in tutte le associazioni e in tutte le realtà in cui si vivono queste realtà sociali, però giustamente se si parla poi dopo di liturgia, questo ha delle ripercussioni. Ma invece a livello di direzione, Walter, c'è un identikit per un direttore che voglia avvicinarsi alla musica liturgica? Che cosa il PIMS, che cosa il Pontificio Istituto, tu come docente di direzione provate a dare, o che cosa anche chi non può frequentare il vostro istituto può cercare di approfondire, chi vuole diventare un bravo direttore di coro liturgico? Guarda, in istituto abbiamo rappresentate 45 nazioni: Cina, Corea, Indonesia, Vietnam, sto parlando delle più lontane, Filippine, Thailandia, Russia, poi Stati Uniti, Lituania, Libano, dappertutto, senza parlare dell'Europa naturalmente e anche dell'Italia. Ora, noi cosa facciamo per i ragazzi? Intanto uniformiamo l'intonazione. Io passo i primi mesi a uniformare l'intonazione, perché hanno un'idea intonativa molto diversa a seconda proprio dell'origine geografica di provenienza, no? Ci sono i pentatonici, ci sono i persiani, gli stonatonici ci sono anche. No, una categoria nuova, gli stonatonici. Allora, cosa fanno i ragazzi? Non vorrei apparire Cicero Prodomo sua, però hai chiamato tu a dire cosa facciamo all'istituto. Noi siamo un'isola felice, diciamo così, per quanto riguarda la direzione e anche altre materie, naturalmente, altri corsi, perché per la direzione pensa che ogni direttore durante il corso dell'anno accademico ha a disposizione 2 ore il coro grande di 60 persone ogni settimana, 2 ore e mezzo il coro di circa 30 persone che sono tutti gli allievi della direzione, quindi molto motivati, potrai immaginare. Per 1 ora ha anche a disposizione, in quasi tutto l'anno, un coro specialistico selezionato. Quindi poi cantano, ogni 15 giorni cantano messa e vespri in liturgia solenne cantata dall'inizio alla fine, e anche il celebrante canta tutto, caso raro. Poi ogni mattina alle 7:30 cantiamo, quando ci sono in istituto vado anch'io naturalmente, cantiamo una messa tutta cantata, tranne l'offertorio, cantiamo tutto, non c'è omelia e non c'è offertorio, per il resto è tutta cantata. Abbiamo cantato centinaia di volte per il Papa, e questo è uno stimolo naturalmente enorme per i ragazzi, soprattutto quelli che vengono da lontano, che non l'hanno mai visto. Cantiamo nel palco, ci montano un palco accanto alla Cappella Sistina e cantiamo accanto a loro, quindi un grande stimolo. Ogni anno facciamo 2 grandi produzioni coro e orchestra, una la dirigo io e una la faccio dirigere agli allievi, quelli più avanti negli anni naturalmente. Quindi scusa se ti fermo, hai messo molto in evidenza la parola cantare, quindi un aspetto importante su cui lavorate è, oltre che avere molte possibilità di direzione, è proprio anche quello che devono cantare, devono fare l'esperienza di liturgia dal vivo, sì. Non devono solo sentir parlare di liturgia. No, tanto è vero che loro, secondo me, difficilmente sbaglierebbero a comporre un programma di musiche per la liturgia. Non credo, anche quelli che vengono da molto lontano dopo qualche mese capiscono la strada e si adeguano e entrano in questo fiume, che è un fiume che già va, basta prendere una piccola imbarcazione e seguire la corrente che segue da ormai 110 anni e più, 1911 è stato creato l'istituto. Cantano molto, sì, c'è anche una classe di canto, un corso di canto, e tutti gli allievi di direzione, insieme a quelli di canto gregoriano, oltre a quelli di canto naturalmente, hanno lezioni singole di canto. Quindi la preparazione, quella non ci impaurisce, magari impaurisce loro che si trovano di fronte a tutta questa massa di cose da fare, ma anche in questo periodo, per esempio,
stiamo facendo lezione regolare noi via web, senza quasi nessuna limitazione, tranne per il coro, che faccio degli esercizi singoli perché, come si sa, non si può cantare insieme. Stavi dicendo? Ti faccio una domanda. Sì, no, ti faccio una domanda riguardo proprio, hai detto che l'istituto è un istituto chiaramente internazionale e avete persone che arrivano e che vi daranno dei feedback poi dopo dai posti dove tornano. Quanti di loro nelle situazioni in cui tornano, Cina, Africa, Asia, Sud America, riescono poi a portare a frutto questa formazione dal punto di vista del repertorio, o quanti si devono reinventare come direttori in situazioni nuove? Io mi immagino il mondo cinese o anche il mondo africano devono un po' reinventare forse il repertorio. Naturalmente il repertorio va toccato e ritoccato ancora per la Cina, per i ragazzi che provengono dai paesi dell'Africa, naturalmente, benché in Africa c'è una grande tradizione di canto gregoriano. Per esempio in Nigeria attraverso la Francia c'è una grande tradizione di canto gregoriano. Ad ogni modo, questi ragazzi non hanno nessuna difficoltà a inserirsi, perché vengono proprio mandati in istituto con le borse di studio, per ricoprire poi il ruolo di maestri di cappella, docenti di università, posti di prestigio in importanti istituzioni musicali. Vengono proprio con la destinazione già fissata, e quindi per loro è abbastanza facile. Poi certo l'inculturazione, o come diceva giustamente Gianmartino, l'incarnazione del repertorio nei loro paesi. Per esempio in Africa non dobbiamo levargli i tamburi. Che c'entra? Quando li suonano a San Pietro un po' è strano per noi, suona strano, però non posso, come non possiamo togliere le campane agli svizzeri, per dirla in maniera sempliciotta. Non possiamo togliere i tamburi agli africani, ma non dobbiamo toglierli, perché fanno parte della loro cultura. Racconto una cosa: una volta stavo in un istituto e ci chiese il gruppo dei nigeriani di fare un post comunio, e siccome era insomma un posto che non dico, ma insomma immaginatevi piuttosto clericale, piuttosto compassato, no? Gli fu raccomandato a questi ragazzi seminaristi di fare un post comunio adatto, morbido, leggero, raccolto, e loro ci dissero sì, sarà esattamente così. Naturalmente al post comunio partono con i tamburi, con le urla, con delle cose divertentissime, carinissime, però lontanissime dall'impostazione che abbiamo noi di un post comunio. Ma non dobbiamo metterci che ne so, l'Ave Verum di Mozart al post comunio in Africa. Devono tenere i conti loro, ci mancherebbe altro. E passo a Don Riccardo, perché a Don Riccardo gli è successa una cosa simile a quella, diciamo, di questi giovani che vengono inviati dalle varie diocesi, dai vari vescovi a Roma. A Don Riccardo gli è stato detto a un certo punto, dopo il triennio di Alessandria, di venire a farsi traviare da Lorenzo Donati a Trento, e hanno avuto fiducia che non lo facessi, diciamo, smettere di essere prete e magari diventare direttore, ma di tornare. Hanno avuto fiducia perché lui tornasse a fare il prete nella diocesi di Milano. E la domanda è questa: di tutto quello che hai lavorato nei 3 anni di Alessandria e nei 2 anni di Trento, oggi come responsabile per la musica sacra della diocesi di Milano, quali sono le cose quindi che il direttore e i direttori che incontri o che a te possono essere utili in questo momento, confrontandoti con realtà che vanno dal coro della città magari di periferia al coro della parrocchia, magari non la chiamo di borgata perché magari a Milano non avete le borgate, però della periferia milanese, fino alla cappella musicale del Duomo? Cioè, quali sono le competenze che ritieni e che senti, con cui ti confronti con i direttori? Sono musicali o anche, come dicevano gli altri, di pratica della cerimonia, liturgia, o di conoscenza, diciamo, del magisteriale, delle questioni profonde teologiche? Sì, innanzitutto il vescovo non
ti conosceva, cioè io ho detto vado a studiare con Lorenzo finita lì, quindi neanch'io per l'appunto. Credo questa cosa. La prima è l'esigenza della bellezza. Cioè io quello che ho appreso con te e anche negli anni prima, anche al Copperlin, insomma, in alcune esperienze della mia vita è stata quella di un canto che sia bello, quindi possono essere anche poche note, può essere anche una riga, possono essere anche accordi semplici, ma fatte con arte dove il direttore fa la sua parte, la fa fino in fondo, non perché recita, ma perché aiuta ad altri a entrare in questa parte. Quindi a me sembra questo, qualche volta le nostre liturgie, a parte il repertorio, si può discutere, possiamo fare grandi ragionamenti, però anche quelle righe che fanno, dall'Alleluia pasquale che fanno tutti, o da un corale conosciutissimo dal nord al sud, cioè mi pare che manchi la bellezza in questo, cioè l'essere dentro quello che si sta facendo. No, i padri dicevano age quod agis, fai quello che stai facendo. A me pare che questa cosa io l'ho da voi, insomma, nell'esperienza soprattutto degli ultimi 2 anni l'ho appresa molto, cioè essere dentro. Questo manca un po' perché tutta la nostra società è così, è sempre altrove, non è mai lì nel fare quello che in quel momento gli è chiesto, ma manca soprattutto nell'atto del cantare, anche dalla semplice signora anziana che intona il canto. Basterebbe poco perché quel canto diventasse arte, diventasse bellezza, o anche al grande organista, della musica strumentale, che invece fa il concerto, fa vedere quanto è bravo. Vabbè, questo però non è il compito della liturgia, quindi questa è una delle cose più belle che mi porto nel cuore. La seconda sicuramente è l'importanza del corpo. Si è parlato di incarnazione, inculturazione, si è parlato anche, forse non così tanto, ma io lo aggiungerei di comunità. Ecco, il coro è una comunità. Il coro può far fare un'esperienza di comunità, può anche essere una grande esperienza di individualismo, e questa l'ho vissuta, ecco, ma può invece anche far innestare processi che portano alla comunità, per cui per la formazione, ecco, a partire da questo bel caleidoscopio che ci dà il coro, a me viene da dire il direttore, così come anche lo strumentista o chi canta, deve vivere la comunità, cioè non può essere l'esperto che arriva la domenica, fa le sue cose, prende, va via e non si fida del fatto che è una parrocchia con un'alta percentuale di extracomunitari, un'alta percentuale di bambini con alcune particolarità, di case popolari o di un ceto molto alto. Ecco, qualche volta il rischio dell'esperto musicista, così come l'abbiamo in mente noi, è: va bene, io ho il mio contratto, faccio le mie cose e ho finito lì. Il Papa parla spesso invece di un cristiano che si sporca le mani, che non sta, come dice lui, al balcone, ma scende. Io credo che questo il coro lo insegni molto, perché fa emergere di noi di tutto, cioè, tutti i nostri lati più belli, più virtuosi, anche tutte le nostre fatiche, i nostri limiti. Quindi questo credo che sarà da portare, da vivere a pieno in una possibile formazione, cosa che stavamo abbozzando qui a Milano, poi abbiamo dovuto bloccare tutto. Ecco, però Lorenzo, per non rubare troppo tempo agli altri, direi queste 2 cose. Ecco, l'arte, la bellezza, con cui fare anche poco, e poi l'importanza del corpo nella comunità. Che poi l'arte è legata alla verità di cui parlava Gianfranco prima, cioè la bellezza difficilmente non può essere in relazione con la verità. È sempre molto difficile toccare il tema verità, perché soprattutto in quest'ambito abbiamo soltanto un'azione di ambito sacro, ma la verità è anche essere, come dicevi prima, essere se stessi pienamente in quello che si fa e comprendere il proprio ruolo in quel momento. Passo a Gianfranco, perché Gianfranco Cambareri invece, dicevamo prima, ha fatto un percorso particolarissimo, perché già docente di conservatorio, già presidente dei cori calabresi, hai fatto la scelta, forse seguendo un po' l'istinto di cui parlano a altri dei nostri ospiti questa sera, hai fatto la scelta di ricominciare o iniziare uno studio di approfondimento di ambito teologico o filosofico
e anzi teologico e filosofico legato alla liturgia, legato al mondo del sacro. Questo l'hai fatto da musicista, è una cosa anche che cambia il modo come uno vede la vita. Non so se hai voglia di parlarne, però credo sia una cosa interessante per molti capire perché una persona che uno potrebbe dire in modo un po' banale, arrivata, decide di rimettersi in gioco e ricominciare a fare lo studente perché sente il bisogno di ancora approfondire alcuni argomenti. Guarda, in un certo senso, tu prima dicevi le prime volte che mi sono messo a cantare in chiesa, a dirigere in chiesa. La stessa cosa è avvenuta a me, cioè la musica mi ha portato alla liturgia, la liturgia mi ha portato alla fede. Nel momento in cui ti rendi conto che la liturgia non è la cerimonia, non è lo spazio, o meglio il pretesto per fare musica, il contenitore del fare musica, ma è qualcos'altro di più profondo, senti la necessità di approfondire quell'argomento. Ecco, io ho sentito questa necessità anche la situazione, la grande confusione, il grande disorientamento che viviamo in Italia, ecco, riguardo il discorso del repertorio in generale, del musicale in genere, che poi non è solo dell'arte musicale, ma di tutte le arti coinvolte nella liturgia. Ecco, in una parrocchia succede una cosa, in quella a fianco il perfetto contrario. Ecco, non ci vuole come dire, la diversità, l'unità ci deve essere nei punti fondamentali, però è bene che ognuno si esprima secondo i propri carismi. Ecco, pur essendo molti, dice San Paolo, siamo un corpo solo. Ecco, l'unità nella diversità, quello senz'altro, però ci vuole una base comune. Quindi questo disorientamento, il fatto anche che le discipline liturgiche ancora non vengono presentate nella loro profondità, tutto questo anche nel nostro ambiente, ho sentito questa necessità di approfondire questa materia. Riguardo al discorso, mi pare mi facevi una domanda sul... No, era questo. Ho perso un po' il filo. No, cosa ti spinge a cercare questo percorso e l'hai risposto? Cioè, è una ricerca di presenza. Ti faccio un'altra domanda. Volevo aggiungere, se posso, ecco, in questo percorso per me è stato fondamentale perché durante il mio percorso di studi, anche di attività, io mi occupo della cappella musicale della Basilica di Soriano Calabro da quando avevo 18 anni. Le mie prime celebrazioni erano veri e propri concerti. Ecco, in latino mi si avvicinavano le persone, bellissimo, bellissimo, però perché non ci fai cantare? L'assemblea era muta spettatrice. Ebbene, la partecipazione interiore e tutto il resto, ma l'assemblea ha il diritto dovere, viene lì per cantare, non può essere muta spettatrice, quindi deve esprimersi anche nel gesto del canto. E quindi tutto questo mi ha fatto riflettere. Fondamentale per me è stato l'incontro con Monsignor Liberto, il quale dal 2004 ha creato presso la comunità di San Leolino, nella diocesi di Fiesole, un laboratorio, il canto regola di vita, l'ha voluto così intitolare. Questo laboratorio dal 2004 fino allo scorso anno ci siamo ritrovati su invito musicisti, direttori di coro, compositori, liturgisti, biblisti, e ogni anno dal 2004 ad oggi abbiamo iniziato da quelli che sono i canti evangelici, quindi versetto al Vangelo e canto di comunione. Poi i canti processionali, l'introito, l'offertorio, il comunio, le litanie, la litania alla frazione del pane, così come anche l'atto penitenziale. Ecco, tutto questo mi ha aperto un mondo. Ad esempio, quando abbiamo trattato il Sanctus con il prefazio, ecco, dal punto di vista biblico c'è stato, ecco, il biblista che ha sviluppato tutto l'argomento, il gregorianista, perché è fondamentale questo anche, per
poter dare delle indicazioni certe e sicure, delle direttive, un orientamento, è fondamentale rivedere il passato, analizzare il presente e fare delle proposte per il futuro. Ecco, tutto questo però si può fare superando quell'antinomia tra liturgisti e musicisti, cosa vecchia. Sappiamo anche le sofferenze di tante persone, anche il fatto stesso della redazione di quelli che sono i documenti conciliari. Se noi pensiamo che Musicam Sacram, 2 anni, 12 schemi di relazioni per poter formulare quel Musicam Sacram, perché c'erano tanti musicisti che facevano obiezione, non accettavano il concilio. Ecco, questa collaborazione tra biblisti, liturgisti, teologi, anche ascoltare la voce di quelli che sono le altre confessioni cristiane. Tutto questo dà la possibilità di ampliare gli orizzonti e trovare delle soluzioni adeguate. È importante, è fondamentale far capire, per rientrare nell'argomento anche dei compositori. Ci sono tantissimi, io lo vedo anche in conservatorio, ogni tanto viene qualche allievo di composizione, bravo nella tecnica compositiva, mi dice ho scritto una messa liturgica, ma ecco, poi vai a vedere, anzitutto non è prevista la partecipazione dell'assemblea. Ecco, già questo non puoi qualificare come liturgica una messa che non prevede la partecipazione dell'assemblea. Nelle parti fisse della messa sappiamo benissimo che tutte prevedono. Eventualmente il Gloria tra le parti fisse può essere in alcune occasioni eseguito solo dalla scuola, ma tutte le altre parti prevedono necessariamente la parte dell'assemblea e non possono essere trattate allo stesso modo. Una litania, il Kyrie, non può essere pensata come una sorta di mottetto. Ecco, il santo è un'acclamazione che è legata al prefazio, quindi ecco, tutto questo necessita. Come diceva Gianmartino, è bello che in Italia ci siano tanti, oltre a quelli ufficiali che fanno al Pontificio Istituto di Musica Sacra e alla CEI, ci sia questa possibilità di poter approfondire, ecco, anche nelle diverse regioni i vari aspetti e dare la possibilità a tutti di poter partecipare, perché le persone ci sono, i direttori, i compositori, ma hanno bisogno di orientamento. L'orientamento a noi chi ce lo dà? Il concilio, la liturgia, che dobbiamo attuare. Dobbiamo fare pace, musicisti e liturgisti, e portare avanti questo discorso, a educare le assemblee al canto, e stimolarle, e progettare, spendere tempo ed energie per fare questo. E far sì che ci sia sempre vera arte. Ecco, dobbiamo lavorare per alzare il livello. Alessandro, in questi anni di armonia di voci, questa pace tra liturgisti, tra chi ti proponeva i testi, chi li guardava i testi, chi guardava la difficoltà dei brani che venivano scritti, chi doveva capire se quella durata era azzeccata, se c'è stata nel lavoro che hai fatto o era comunque una battaglia di un lavoro, diciamo, complesso, quello di trovare un equilibrio tra liturgia, tra liturgisti, gli autori dei testi, chi faceva le revisioni, chi guardava la musica, chi gli arrangiamenti? Sì, ma dunque io ho ereditato la parte un po' discendente purtroppo di Armonia di Voci, che era una rivista che nella sua versione cartacea stava scontando una discesa, come tantissime pubblicazioni periodiche. In Italia abbiamo chiuso diverse riviste anche di musica liturgica, purtroppo negli ultimi anni si sono moltiplicate, grazie a Dio, alcune belle risorse online, vabbè, quelle soprattutto di Psallite, questa rivista liturgica promossa poi dall'Ufficio Liturgico Nazionale con ottimi contributi, e poi ci sono anche delle belle fonti, dei bravi compositori che mettono online i loro materiali. Ma lì devo dire che io mi ero inserito su una prassi che era stata promossa da Don Massimo Palombella diversi anni prima di me, che essenzialmente era: carissimo musicista, ti sto chiedendo di scrivere un inno
che deve avere queste caratteristiche, non so, nelle ultime 2 righe deve intervenire l'assemblea per ogni strofa, fanne una versione per la singola voce con l'organo, fanne una versione a 3 voci, a 4 voci, fanne una versione e fai magari degli interludi, dei posludi organistici. Questo avveniva magari sulla prima strofa, che poi sarebbe stata completata da altre strofe del paroliere, che in genere era un teologo, una persona che sapeva scrivere, e che magari era anche disponibile ad accogliere lo spunto del musicista che diceva: guarda che lì io non vorrei arrivare al culmine su quella parola insignificante, vorrei che... E allora ci si metteva anche un po' d'accordo. Questa prassi ha dato origine, secondo me, a delle cose molto buone, certo forse un po' elevate rispetto al target medio, ma insomma non si lavorava male, c'era da questo punto di vista un buon livello di produzione. Poi secondo me in realtà appena si va un po' in un repertorio un pochino più specifico, che è fatto di un proprio della messa, di una certa solennità, dove i testi sono importanti, dove magari si deve capire quanto tempo, come potrebbe essere gestito, una tempistica e così via. Ecco, lì allora il musicista ancor più tenterà di immedesimarsi. Io devo dire che non ho trovato in quell'ambito delle persone che volessero assolutamente imporre una loro idea, ma una capacità anche di accogliere delle osservazioni. Quindi mi sembra possibile un dialogo tra liturgisti, tra persone che scrivono dei buoni testi e persone che scrivono della musica interessante. Mi sembra possibile e sono convinto, mi permetto di dire questo, qualche volta nelle polemiche che si fanno sulla musica liturgica, magari c'è qualche famosissimo direttore d'orchestra che ogni tanto esterna qualcosa e sembra che il contrasto sia tra le cose sciatte che si fanno malamente, che dovrebbero rappresentare la contemporaneità, e la grande tradizione del passato. Invece io vorrei rivendicare che negli ultimi 20-30 anni, proprio quegli anni dove stanno quei 120.000 pezzi, sono state scritte comunque tantissime cose belle, molto belle, che meriterebbero di essere riscoperte, tirate fuori dagli armadi. Probabilmente alcune armonie, mi viene in mente, non so, Dusan Stefani, certi Gélineau, certi compositori degli anni 60-70 oggi piacerebbero moltissimo ai cori giovanili. Perché, e mi permetto di dire ancora una cosa, scusate se debordo un minimo, secondo me le distinzioni vanno fatte nelle assemblee, come si diceva, dal punto di vista ambientale, sociale, eccetera, eccetera. Sono meno convinto che le distinzioni vadano fatte in base all'età, perché qualche volta si alimentano degli equivoci tipo: questa è la musica per i giovani, e poi si scopre che magari sono i sessantenni che la stanno suonando. Mentre invece rivendicherei una forte capacità intergenerazionale di fare le cose bene, di farle insieme e di farle anche secondo i dettami dell'arte e della liturgia. Lorenzo, ti ringrazio. Se posso dire sì, qualcosa, sì. Lorenzo, riguardo i ruoli di chi canta cosa, no? Perché naturalmente siamo tutti d'accordo sul fatto che l'assemblea non deve stare muta. Ha fatto bene Gianfranco a ricordare che il primo grado di partecipazione è interno e poi però c'è anche la partecipazione esterna, sacrosanta. Però siccome tante volte ci dicono, sentiamo, no, tante lamentele, ma il mio parroco non vuole che il coro canti nessun pezzo da solo, non ci fa mai cantare, eccetera, eccetera. Vogliamo vedere, ci vogliono 3 minuti nemmeno, cosa il coro può cantare secondo, non secondo le mie idee, supposizioni, secondo la legge della Chiesa, che è l'ordinamento generale del Messale Romano del 2020, proprio uscito pochissimi mesi fa, in epoca ancora non sospetta di Covid. L'OGMR, come lo chiamiamo
Quindi non quello che può cantare, adesso, che è zero, ecco, quello che potrà cantare in futuro. Questo ne potremmo anche parlare quando c'è scritto con grande dolore no coro, no? L'organista sì, sto parlando delle messe dopo il 18 maggio, no coro. Ragazzi, purtroppo questo è vero. È come quando uno va al bar che c'è scritto qui i cani non possono entrare. Sento scanaccio come me. Allora, l'OGMR, Ordinamento Generale del Messale Romano del 2020, che è diciamo il manuale, detto così in parole povere, il manuale di istruzione per un sacerdote, che però riguarda tutta la liturgia e riguarda anche gli operatori della liturgia, dice che il coro può cantare, naturalmente fa tutto l'elenco, questo lo possono cantare o tutti, o alternato cantore e tutti, o alternato scola e tutti, e poi c'è per esempio il Kyrie alternato con la scola. Ecco, già il Kyrie la scola potrebbe cantare. Il Gloria, non so perché Gianfranco ha detto in particolari condizioni lo può cantare la scola, in generale non c'è nessuna restrizione perché la scola canti il Gloria, sempre nello GMR del 2020. Io ancora quello non l'ho letto. Ricordavo questa, che tra le parti dell'ordinario solo il Gloria, ecco. Sì, infatti il Santo non si può cantare ancora, però il Gloria si può cantare anche solo la scola lo può cantare. In quel caso abbiamo la buona creanza di far sedere l'assemblea, il celebrante dovrebbe sedersi per primo perché altrimenti stanno tutti in piedi. Il Gloria, pur che corto che sia, 2 minuti e mezzo, 3 durerà, no? Il credo lo può cantare il credo lo può cantare la scola alternandosi con l'assemblea, sempre naturalmente. Il santo no, tutta l'assemblea insieme alle creature celesti canta il santo, recita l'articolo 79b. Ora magari lasciatemi da buon toscano fare una riflessione. Se il sacerdote dice e noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, è un po' stridente, se sarete d'accordo con me. Io non conosco l'autore, non so chi è, mi scuso anche con questo autore, chiunque sia, se ho portato questo esempio. Ha scritto Gian Martino. Non ci credo nemmeno così, guarda. No, io ho aggiunto io, basta. Non dobbiamo avere paura di dire la verità, anche con una certa dose di ironia, naturalmente amorevole, no? Poi nell'Agnus la scuola può fare la domanda dell'Agnus Dei e l'assemblea risponde con Miserere Nobis, eccetera. Questo per l'ordinario. Il proprio, senti che bello, l'introito solo la scuola. Naturalmente ho già premesso che possono cantarlo tutti, alternato scuola e popolo, oppure solo scuola, l'introito. Pensa che bello. Il salmo recita così: conviene che il popolo risponda ai versetti del salmista o del cantore con il ritornello. Quindi il coro qui in realtà nell'OGMR del 2020 non sarebbe contemplato, ma solo il cantore o il salmista. Alleluia, il versetto della scuola o dal cantore. Quindi il versetto dalla scuola o dal cantore. Addirittura poi dicono si può cantare un altro salmo o un tratto, un tractus, come si trova nel graduale, e qui naturalmente sarebbe compito della scuola, perché l'assemblea non può certo cantare un graduale, che è uno dei pezzi più difficili del repertorio della messa, no? Certo. L'offertorio, solo scuola, oltre tutti, come sempre premesso, solo scuola, lo può cantare solo la scuola, anche solo la scuola. Lo scambio della pace non è previsto, sì, anche, certo. Lo scambio della pace non è previsto, quindi con buona pace di questo, pace a te, fratello mio, che ci ha assillato in tutti gli anni 70 e 80, quello era fuori luogo, è sempre stato fuori luogo, perché nello scambio della pace non è previsto nessun canto. Finisco il comunio e si può fare un'antifona dal graduale, anche qui canto gregoriano, quindi presumibilmente la scuola, un'antifona. Oppure può essere cantato dalla sola scuola, il comunio.
La novità dell'OGMR del 2020 è che ha tolto alla scuola il post-comunio e recita così: tutta l'assemblea può anche cantare un salmo o un altro cantico di lode o un inno, tutta l'assemblea. Quindi nel momento di ringraziamento, quel famoso Sacrum Silentium di cui parlano tutti i documenti della Chiesa, non esiste più, perché l'assemblea è chiamata a cantare adesso, non può più cantare il coro e l'assemblea sta in raccoglimento. Era un bel momento quello, quando il coro Certo. cantava e raccoglieva tutte le istanze, le preghiere, le commozioni della gente che si era comunicata e le presentava nell'alto dei cieli, in excelsis. Però adesso nel 2020 non si può più fare. Canto di uscita non c'è, non è previsto proprio. Poi naturalmente facciamo un bel canto alla Madonna, ci mancherebbe altro, un bell'organo con un tutti enorme per fare una grande festa. Ecco, quindi a chi ci chiede, ma il mio parroco mi dice che no, qui l'offertorio deve cantare l'assemblea, il coro non può cantare, c'è scritto nelle leggi della Chiesa. Lo potete contraddire. Certo. Grazie, perché è interessante questo passaggio finale, credo molto interessante per le persone che sono in ascolto, perché molti sono direttori di coro. Abbiamo avuto quasi 150 persone fisse in ascolto, come vedete è un argomento trabordante, un argomento complesso nella sua enormità, e anche un argomento che avrebbe bisogno di ancora tempo. Normalmente questa discussione, questa chiacchierata dura un'ora e un quarto, siamo già sull'ora e 25, quindi andiamo verso la conclusione. Però volevo dirvi una cosa io e poi faccio una domanda uguale per tutti. La prima cosa è che l'esperienza mia è nata proprio in un coro parrocchiale a Santa Firmina, dove abitavo da piccolo con i miei genitori. Io mi sono avvicinato alla musica attraverso... Avevo 7-8 anni e sono entrato in questo correttino parrocchiale dove non c'era una grande cura della vocalità, si cantava con le chitarre. Poi una ragazzina cominciò a studiare, 2 anni più di me, cominciò a studiare pianoforte nelle medie musicali, e la misero all'organo. Diventò un pochino più curata la cosa, perché chiaramente la schitarrata un po' porta a un tipo di canto un po' di espulsione sonora, invece già il suono dell'organo dava un'idea più di raccoglimento sonoro, anche vocale, e mi sono appassionato alla musica. Io devo dire che se non fossi partito attraverso un'esperienza molto, molto basilare come quella di un coro parrocchiale non era un coro di voci bianche, era un coro dove c'era dentro ragazzini di 6 anni e signore di 64, di 50, e si cantava a 2 voci, a 3 voci, quando proprio a 5-6 voci involontarie, perché chiaramente succede di tutto in queste situazioni, con delle voci guida che tiravano e con a volte il gruppo dei più piccolini che in qualche maniera faceva qualcosa di buono. Diciamo che io devo molto come scintilla iniziale, perché grazie a questo poi mi sono avvicinato alla stessa scuola musicale media di cui faceva questa ragazzina, suonava l'organo, e da lì è partito un po' il mio percorso, perché difficilmente se non avessi iniziato a cantare in un coro di quel tipo, interculturale, intergenerazionale, tutto, e povero dal punto di vista anche degli strumenti musicali che aveva, non avrei fatto probabilmente il musicista, o mi sarei avvicinato molto più tardi alla musica. Quindi credo che comunque possa essere un valore. Poi credo moltissimo su molte delle cose che avete detto riguardanti alla cura con cui questa bellezza va ricercata. Però ecco, se io ripenso, ormai avevo iniziato a fare il violinista, cioè studiavo alle medie violino, e quando andavo lì a suonare tutto intimidito, ma a Pasqua anche noi avevamo il nostro repertorio, e io ancora ricordo i brividi nel cantare alcuni pezzi, perché poi quando canti in chiesa, dentro liturgia, un momento importante tipo il giorno di Pasqua, il giovedì santo, ma anche le veglie di Natale, ci facevamo tutte le messe di Natale, è una cosa che ti prende profondamente, e ritengo che anche quello che ha detto Gianfranco sia bellissimo, il fatto di partire da musicista
e pian piano avvicinarsi al senso proprio del sacro è straordinario. E la mia domanda, e quindi finale, è questa qua. Io questa sera non ho fatto come le altre volte che vi ho fatto dire che cosa fate, un po' perché un po' l'ho spiegato io e un po' perché molti di voi sono straconosciuti, hanno un ruolo musicale importante e hanno dei ruoli importanti, quindi vi si conosce, e chi non vi conosce vi potrà cercare, perché sono tutte informazioni che si possono trovare. Mi piacerebbe però che potesse dire due cose per chiudere il nostro discorso. Facciamo un giro. Abbiamo parlato tutti di un brano che possa in qualche maniera, di un repertorio che possa comunque essere unificante. Ne ha parlato molto Don Riccardo. La mia prima domanda è: se ci fosse una melodia, un canto, un momento della liturgia che vorreste proprio che facesse parte di questo repertorio comune, quale sarebbe per voi? Qual è nel vostro cuore una cosa a cui non potreste rinunciare? Direste: qui vorrei veramente che si fondasse un repertorio comune. E la seconda cosa, invece, vi lascio più libertà, un'idea, se c'è qualcosa un sogno che avete in mente, che possa in qualche maniera far fiorire e far sviluppare ancora e meglio il percorso della musica liturgica in Italia, nel mondo cattolico, ma nel mondo della liturgia in generale. Diciamo, anche magari può essere anche un sogno che leghi più momenti liturgici differenti, se esiste una possibilità di questo tipo. Gianfranco, hai una melodia in mente a cui sei legato particolarmente? Guarda, sì, c'è una melodia che è il testo del cardinale Newman, che è stato canonizzato. È un bellissimo testo che lui ha scritto subito dopo la conversione, è Luce Gentile, ed è stato musicato da Giuseppe Liberto. Per me questo è un brano fondamentale nella mia vita, e io lo vedo, in genere lo eseguo sempre come posto comunio. Rispetto alla seconda domanda che tu facevi, qual è il desiderio? Che la liturgia, qualcuno prima diceva fons et culmine, no? Se la consideriamo veramente fonte e culmine, deve essere veramente curata, perché è fragile. Se messa nelle mani di gente inesperta, è molto fragile, quindi richiede da parte della Chiesa particolarmente una cura particolare, e anche è fondamentale che coloro che svolgono un ministero all'interno delle celebrazioni non siano solamente, ecco, nel caso specifico dei musicisti, formati tecnicamente, ma appunto, oltre, come qualcuno diceva prima, alla frequentazione, diciamo così, delle celebrazioni, è fondamentale una preparazione liturgica e spirituale. Questo non può che elevare il tono delle nostre celebrazioni, il livello delle nostre celebrazioni, e in un certo qual modo ricreare quello che è l'obiettivo, no? Far assaporare qui in terra, per quanto è possibile, un poco di quella che potrebbe essere la realtà della liturgia celeste. Grazie. Gianmartino, hai una melodia o un testo a cui sei particolarmente legato e che non vorresti mai che fosse lasciato fuori da un repertorio comune? Ma mi mette in crisi parto dal sogno, che mi è più facile, se mi viene in mente anche Vai. No, come sogno, riprendendo alcune cose dette prima anche da altri, anche da Don Riccardo, il mio sogno è quello che si realizzi davvero sempre di più un approfondimento a livello di spiritualità liturgica, cioè che sempre più persone, in particolar modo quelle che sono chiamate a vivere, ad animare la liturgia, come compositori, come cantori, come direttori, possano entrare dentro il cuore della liturgia. Perché penso che a tutti i livelli, sia a livello di produzione di repertorio come di canto, il suono che esce
è un suono bello se nasce da quello spirito che c'è sotto. Quindi questo è il mio sogno, quello di crederci nella formazione e entrare nello spirito sempre di più. Fondamentalmente le 4 colonne, come mi piace chiamarle: amore per il testo, amore per il momento rituale, amore per la sua funzione, amore per i destinatari. E quindi una spiritualità liturgica. Questo è il mio sogno. Che poi anche il sogno che aveva Giovanni Paolo II quando ha chiuso il suo documento Spiritus Sponsa. Mi auguro, diceva, che possa venire una spiritualità liturgica. Non lo so, io sinceramente non penso di avere un testo o una melodia irrinunciabili per me, quindi da proporre come testo. Beh, il testo... Dacci un brano tuo, allora. Come? Dacci il titolo di un brano tuo. No, mai. No, un testo che indubbiamente non può non mancare è il Padre Nostro. Al di là dei mutamenti che può avere la traduzione con tutte le sofferenze che si porta dietro, ma in ogni liturgia il Padre Nostro. No. Grazie. Walter, hai una melodia, un testo a cui non rinunceresti e un sogno, un'idea su come potrà essere la musica liturgica nel prossimo futuro? Guarda, la melodia la dico con grande intimità: è Adoro te e Devote, alternato di Italo Bianchi. Bello. Di Italo Bianchi, sai perché? Perché l'ho cantata allora con il mio coro toscano intorno alla bara di mio padre in chiesa, e da allora la cantiamo sempre quando abbiamo purtroppo la sfortuna di dover partecipare a qualche funerale di qualche cantore nostro. La cantiamo sempre intorno come ultimo saluto, ed è un momento veramente che strappa il cuore, con grande dolcezza però. E il sogno, guarda, un sogno ricorrente che faccio è di, adesso rompo la poesia, è di sentire il silenzio prima delle celebrazioni. Una massa di gente così, completamente in silenzio, che fa un suono profondissimo. Il silenzio di una massa di persone completamente zitte fa un suono estremamente profondo. E a quel punto prendo la frase di Joseph Samson, che era un maestro di cappella di Dijon, di Versailles e di Parigi, che disse in un congresso di musica sacra, disse: se la musica non ha la forza del silenzio che interrompe, ridatemi il silenzio. Ecco, questo è il sogno, avere silenzio prima della messa. Grazie. Don Riccardo, arrivi dopo la Ma di Marzilli, tu sei Miolo, dici la tua melodia. A questo punto una della settimana del Trito Pasquale Ambrosiano. Non è difficile questa. Allora, io ho pensato un'altra, però accetto la sfida e cambio. Allora, di Ambrosiano, io sono molto legato al lucernario. E voi sapete che i vesperi ambrosiani hanno sempre, prima dell'inizio, il canto del lucernario, in cui è una specie di responsorio, quindi c'è un versus a cui poi segue un ritornello con una forma grande A, B, A, ed è molto legata alla mia vocazione, perché la prima volta che andavo in seminario ho in mente questa cappella di teologia che da buia si illuminava ed esplodeva in questa luce col canto O viva fiamma della mia lucerna, che è uno dei lucernari musicati da Emilia Vacca, e che è evocativo ed è vero, cioè un canto che rappresenta quello che significa, cioè veramente la Chiesa passa dal buio alla luce, Gesù è risorto. Quindi ecco, devo dire una melodia, ripartirei da quella, e mi fa anche da ponte per collegarmi con il sogno che ho, cioè con la presenza in ogni comunità di una guida al canto dell'assemblea. E questo è il mio grande sogno, che se Dio vuole vorrei cercare anche di incentivare qui a Milano, cioè che in ogni celebrazione ci sia una persona che fa un po' da ponte,
e faccia sentire il dialogo che sussiste fra coro e assemblea, fra celebrante e tutti i fedeli che accorrono, ma non per un aspetto, insomma, così dove ci mettiamo adesso a litigare canonisticamente cosa vuol dire partecipazione attiva, cioè, non per questo, ma perché Dio ha fatto così col suo popolo. Cioè Dio ha chiamato Abramo e Abramo ha risposto. Cioè, quindi il dialogo fra il coro e l'assemblea non è un di più, cioè non è una cosa che va bene sia che canta tutto il coro, tutta l'assemblea, ma dobbiamo puntare alla modalità, alla forma liturgica che meglio rappresenta il modo con cui Dio dialoga col suo popolo, è la forma di ascolto e di risposta. Ecco, quindi io punterei a questo. So che è un sogno alto, però a me piacciono i sogni alti e mi piacerebbe che pian piano questa figura potesse prendere piede e si sentisse questo dialogo, perché quando si sente la vita poi cambia, la liturgia trasforma la vita davvero. Ti ringrazio. E Alessandro, sei l'ultimo che ci può lanciare una melodia o un brano musicale e poi lanciare anche il tuo sogno. Ma dunque sono in imbarazzo come tutti, perché ci sono testi a cui sono molto affezionato, il Veni Creator per esempio, oppure tutte le versioni di un O Sacrum Convivium trovo che toccano questi testi che hanno una profondità. Però adesso mi viene in mente che mi commuovo sempre quando si canta il Pangelingua. Ma io lo amo nella versione italiana di Meloni, che è una delle poche che si adatta agli inni gregoriani, no? Quella che dice adoriamo il genti tutte proclamate il mistero del Signore e poi adoriamo il sacramento. Ecco, trovo che è una melodia straordinariamente bella. Il fatto di cantarla ancora lega generazioni di credenti ed è una melodia, tra l'altro, straordinariamente potente da un punto di vista musicale, questo terzo modo che poi tutti hanno reso nella loro varietà, ma che è estremamente affascinante anche così nella sua monodia più semplice. Ecco, se devo dire poi un sogno certamente è un po' la sintesi di diversi sogni che sono stati proposti. Quello di avere delle assemblee accompagnate da degli animatori preparati, che si sanno mettere in gioco e che con umiltà si aggiornano, si formano, si mettono periodicamente in discussione per dare il meglio, per conoscere di più e quindi essere veramente ponte di conoscenza e di servizio per il popolo di Dio, per il popolo tutto, perché poi credo che qui vada fatta anche vada visto un orizzonte più ampio. Non è solo l'assemblea contingente di quella messa, di quella occasione, ma è in generale tutta l'umanità che può essere educata a qualcosa di bello. Mi viene in mente che tantissimi cori estremamente laici oggi cantano con grande gusto alcuni pezzi bellissimi nati per la liturgia e io trovo che in quel momento c'è qualcosa di straordinario di cui sono molto grato. Io ringrazio tutti, vi dico, io salverei Victime Pascali Laudes, è una melodia per me straordinaria, e vi ringrazio Walter Marzilli, Gianfranco Cambareri, Don Riccardo Miolo, Gianmartino Durighello, Alessandro Ruorui. Abbiamo parlato per 1 ora e 45 minuti e sono state costantemente ad ascoltarci circa 140-150 persone. Questo testimonia, uno, che non mandavano cose belle in TV, ma anche probabilmente che gli argomenti trattati erano interessanti, che c'è proprio bisogno di affrontare questi argomenti. Ci sono, come diceva Gianmartino, tante occasioni, però potete lasciarmi dire che questo gruppo di persone è riuscito a approfondire con semplicità argomenti complessi e si è messo in gioco ognuno. Alcuni di loro non si conoscevano e credo che
è proprio bello poter pensare che per certi versi questa situazione ci costringe a allacciare nuovi collegamenti, nuove strategie di comunicazione, e forse da questo potrebbe comunque nascere qualcosa di buono per il futuro. Grazie a tutti voi. Per chi è interessato, ci vediamo venerdì prossimo, questo venerdì alle 21:18 per un altro approfondimento, questa volta singolo, in cui parlo di un brano, e altrimenti martedì con Sottoscala, o mercoledì prossimo con un altro incontro con altri 5 maestri. Il tema sarà svelato nei prossimi giorni. Grazie a tutti, sono molto contento spero che anche voi lo siate, grazie ai maestri e agli esperti che hanno dato vita a questo incontro. Potete rimanere collegati mentre stacco, noi ci salutiamo privatamente. Ciao a tutti. Ciao.